l'ultimo caso praticamente. Il fisco nazionale, nato secondo quello che dice lui, sarà così perché io non sono un esperto di questa materia, dopo le guerre napoleoniche in Inghilterra, che era rimasta dissanguata dalle spese per combattere Napoleone, che si è presa da sola queste opere, introdusse la fiscalità pubblica nazionale, a livello nazionale, che poi divenne una questione di tutti gli stati. Gli stati attraverso la fiscalità statale hanno realizzato lo Stato sociale, tutto quello che conosciamo noi oggi anche in Italia. Il problema oggi si pone, secondo questo intervento mio, invece in dimensione non più nazionale, ma internazionale. Cioè il principio del fisco, del prelievo, del contributo che oggi il cittadino è tenuto a dare alla cosa pubblica non è più soltanto un elemento nazionale. Se vogliamo governare il mondo in termini di giustizia, di equità, di solidarietà, il fisco deve diventare una questione internazionale. Noi non dobbiamo contribuire soltanto generosamente, come bontà propria, all'adozione della distanza, a mandare pacchi d'ONU, a fare qualche sacrificio nei confronti degli affamati del terzo mondo. Dobbiamo inventare un sistema incardinato logicamente sulla società, sull'ONU, che definisca in termini proprio istituzionali, giuridici, vincolanti, una forma di solidarietà internazionale generale. Per concludere, mi convinse qualche anno fa a entrare con lui in un'impresa minore ma per noi importante, è quella di fondare l'associazione degli amici della società teologica, della facoltà teologica, che ancora c'è. Nessuno pochi conoscono questa attività di Cadus, per anche di fischiarsi, hanno buttato in carica una facoltà teologica, una cosa che riguarda i vescovi, hanno mezzi raccolti dai fedeli. La facoltà teologica attraversava un periodo di grande difficoltà, non riusciva a pagare neanche la benzina ai professori che andavano da Sassari e Cagliari per fare lezione ai giovani seminaristi. E Carlo, che aveva questa voglia sempre di inventare cose al servizio degli altri, diceva: perché non facciamo questa società? C'era un padre, io non ricordo più il nome, era amico suo, padre gesuita, e perché non facciamo un'associazione così la raccolta dei fondi avviene liberamente, chi vuole collabora, e facemmo questa associazione che ancora esiste, alla quale molti, non moltissimi per la verità, ma un po' di gente si è associata, e che ha liberato dalle difficoltà, dalle strette economiche drammatiche di quale si trovava la facoltà di teologia regionale, e le ha dato possibilità di camminare con le sue gambe. E questa è una piccola cosa per dire che è una grande cosa di quanto sia stato importante il passaggio di Carlo su questa terra. Amava molto il credito e la cooperazione in generale, quella creditizia in particolare, battaglia che abbiamo veramente perso in tutti gli anni, anche le presentazioni di leggi per l'istituzione delle casse di credito agrario cooperativo in Sardegna non è andata avanti, il banco non soltanto non ha rispettato le casse comunali, ma è diventato anche proprietà di altre regioni, di altre banche. Tutta la macchina creditizia sarda è stata praticamente rivoluzionata e non abbiamo più nessun strumento di governo del credito in Sardegna, e quindi si può dire che questa parte siamo da tante parti noi abbiamo perduto. Ma
queste questioni che sono tutte rimaste aperte, compreso anche l'ALPAS, qui non parla per nessuno, è l'associazione Pastori Sardi, con Columbu e con Burrai, una posizione molto avanzata, un'idea utopistica di togliere l'anarchia individualistica abbastanza accentuata ancora oggi, giusta secondo me in parte, di dare forza contrattuale alla classe dei pastori, e probabilmente pensandoci oggi in un momento di crisi drammatica anche di questo settore, probabilmente bisognerà riportare lo sguardo a tutte queste questioni che ho cercato di riassumere. Brevemente ci vorrebbe molto più tempo per fare una cosa più organica e attualizzarle. Purtroppo probabilmente noi non siamo adatti a fare questo, però le nuove generazioni lo possono prendere, questo patrimonio, questa eredità che è stata consegnata, purtroppo dimenticata, accantonata, riprenderla utilizzando anche l'associazione, ripubblicando gli scritti, rianimando alcune battaglie di fondo che sono tuttora aperte, che logicamente fanno parte della dinamica della vita politica, economica e sociale, e riportarle con quella stessa forza, con quella stessa passione, con la stessa generosità e disinteresse che ha avuto Carlos. Sappiamo tutti che non è certamente uno di quelli che hanno utilizzato la politica ai fini patrimoniali personali, e combattere queste battaglie che ancora abbiamo davanti a noi in Sardegna. Grazie, mi auguro di aver ricordato con passione e con amicizia un amico che è stato sempre molto vicino, in amicizia ininterrotta per tanti anni, e spero di poterlo fare ancora, perché molti aspetti io oggi non sono stato in grado di dirlo, ma uno, per chiudere lo dico, che Carlos, uno dei pochi politici, era attento anche a alcune questioni, non me lo sono ricordato perché mi sono mica comune qui, anche questioni culturali e artistiche che erano praticamente apparentemente strane alla politica. Carlos, come del resto si vede anche dal libro del diario, dove ci sono le illustrazioni di Sciola, era amico di molti artisti sardi, che a fiuto individuava e riconosceva come interpreti dell'anima profonda della Sardegna, e anche questa componente, questa apertura a un mondo dell'arte che apparentemente era estraneo alla nostra vita politica, dimostra quanto fosse ricca, poliedrica e generosa la personalità dell'amico che noi ci conosciamo. Grazie.